Buonasera. Sull'Isola di 15 giorni fa avevo riportato un articolo pubblicato il 5 maggio scorso sul giornale Il Fatto Quotidiano, dove emergeva una verità secondo me sconvolgente. Bossi e la Lega sarebbero stati letteralmente comprati da Berlusconi. Prima di dare questa informazione attraverso Telepordenone ho aspettato una smentita al Fatto Quotidiano da parte della Lega e di Bossi in particolare. Niente, la smentita non c'è stata, silenzio assoluto. Niente anche dopo il mio intervento Telepordenone dalla Lega provinciale e regionale, silenzio assoluto, come se la notizia fosse acqua fresca. In quell'ISI avevo parlato di un documento datato 28 giugno del 2000, firmato dall'amministratore nazionale del PDL Giovanni Dell'Elce, che scriveva alla Banca di Roma per garantire un fido alla Lega Nord. In quel documento si legge: vi diamo incarico di aprire a favore del movimento politico Lega Nord, che assistiamo finanziariamente, un credito complessivo di 2 miliardi di lire, valido fino a nostra revoca, utilizzabile per gli scopi istituzionali e le esigenze generali del movimento. Che prosegue: vi diamo atto che, dati i rapporti attualmente intercorsi tra noi e il suddetto movimento, la Lega Nord, il presente mandato di credito è utile per il conseguimento dei nostri fini istituzionali. In quegli anni la Lega era oberata di debiti, a rischio sequestro era la stessa casa di Bossi di Agemonio. Erano i tempi in cui il giornale della Lega, La Padania, titolava: Berlusconi sei un mafioso? Rispondi. Metteva in prima pagina le foto di Totorina, Bagarella, Brusca assieme a quelle di Berlusconi e Dell'Utri. La Padania per tutte queste accuse riceveva decine e decine di querele dai vari Dell'Utri, Berlusconi, Confalonieri e compagni. Poi, come per incanto, dopo quell'accordo bancario, le querele sono state ritirate. E poi c'è un fatto politicamente enorme: la titolarità del simbolo della Lega. Sempre in quell'articolo l'ex giornalista della Padania, Rosanna Sapori, spiegava che Berlusconi è anche proprietario del simbolo leghista. Infatti, 5 anni dopo il primo intervento, nel 2005, il Caimano avrebbe aiutato il Carroccio, che in quegli anni era di nuovo ad un passo dalla bancarotta a causa dei danni economici provocati dalla loro banca, la Credit Euronord, a causa dei danni e che poi, su pressione dello stesso Berlusconi, sarebbe stata salvata dalla Banca Popolare di Lodi di Giampiero Fiorani, che la rilevò accollandosi così anche i debiti. Berlusconi, come contropartita, avrebbe chiesto e ottenuto la titolarità del simbolo elettorale della Lega Nord. Sempre la Sapori dice che niente di ciò che dico è stato inventato, e la riprova è che fino ad ora nessuno si è permesso di smentirmi. Dissi sempre nell'Isola del 6 luglio che se tutto questo fosse vero, la storia politica recente del nostro Paese dovrebbe essere riscritta. Dissi pure che cambiano valore certe dichiarazioni di Bossi, quando ad esempio parlava di patto di ferro tra Lega e Berlusconi. Probabilmente era un patto di diversa natura. È un patto di diversa natura, per cui sottolineavo che le scintille che periodicamente scattano tra Bossi e Berlusconi sarebbero solo gioco delle parti, atti a imbrogliare gli ignari cittadini che votano questo centrodestra. E così arriviamo ad oggi. Sulla richiesta d'arresto della Procura di Napoli per il deputato Alfonso Papa, Bossi ha fatto diverse giravolte, sembrava sfogliarsi la margherita, voto sì o voto no. Alla fine è stato costretto dalle divisioni interne del partito a dire ni, a lasciare libertà di coscienza. Ha deciso così di non decidere, degno della peggiore vecchia DC. Ma doveva seguire i diktat di Berlusconi e così ha optato per un pilatesco ni. Doveva vincere quella casta politicante che il Caimano, e non solo, vogliono al di sopra della legge. Fortunatamente 319 deputati hanno avuto rispetto per l'istituzione che rappresentano e hanno voluto che la giustizia per Papa faccia il suo corso come per tutti i cittadini, come diceva poco fa Di Meo. Penso che gli elettori della Lega, che in buona fede credono nel Carroccio, dovrebbero riflettere su quanto è accaduto. A me pare che questa povera storia sia la prova provata che Bossi e la Lega sono stati davvero acquistati dal sultano di Arcore. E se ciò fosse vero, gli elettori leghisti dovrebbero rincorrere Bossi e compagni con i forconi per essere stati presi in giro con il miraggio del federalismo, mentre loro si sono inchiodati alla poltrona come i peggiori politicanti. Arrivederci a mercoledì prossimo.